La Pro Favara vince anche l'ultima gara del campionato di eccellenza Girone A, che l'ha vista protagonista insieme alla Nissa, promossa in Serie D, di una stagione veramente eccellente. I numeri lo evidenziano: secondo posto con 74 punti e con un distacco dalla terza di ben 20 lunghezze. Ieri ospite al Comunale di Favara l'Accademia Trapani, che con un occhio ai risultati degli altri campi è riuscita per buona parte dell'incontro a tenere testa alla Pro Favara, che in verità non ha pressato più di tanto per evitare inutili infortuni o ammonizioni che potevano compromettere il prossimo obiettivo, ovvero la semifinale nazionale dei play-off in programma il 26 maggio, con l'altra semifinalista che uscirà dalla sfida tra Pompei e Nola. La partita con il Trapani si risolve negli ultimi minuti del secondo tempo. All'83esimo va in rete Balistreri, che sfrutta uno svarione della difesa ospite. Poco prima del fischio finale raddoppia Erbini, servito dal sempre ottimo Lucarelli. 2-0 e 24esima vittoria in campionato per la Pro Favara, che è già con la testa ai play-off.